Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Stasera parliamo di politica, due consiglieri regionali. A posto Sommaso chiedo subito una cosa. Se avesse risposto alla chiamata della Camera, ritirato il tesserino e fatto tutta la parte burocratica, no? Poteva essere il deputato, e aspettava poi che la giunta della Camera prendesse atto invece di un capovolgimento di fronte dei consensi ottenuti, ma intanto per 3-4 mesi avrebbe fatto il deputato. No, forse anche di più, forse per 3 o 4 anni. Per 3-4 anni rispetto Perché non a l'ha me. fatto? Ma perché bisogna essere seri. Anche quando le cose non funzionano e quando ci sono delle enormità, intanto di tutte le analisi, quando ho visto il mio faccione al TG2, speravo di vederlo in futuro per altri meriti, mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, no? Però tutti giustamente, quando la Cassazione, che ancora oggi se uno va alla Camera dei Deputati al numero 330 trova i Fausto Sommaso fra gli eletti, e quindi in molti avevano consigliato vieni martedì mattina a Roma a mezzogiorno perché c'era quell'elenco a registrarti, ma siccome penso che bisogna essere seri, bisogna capire che cosa è successo. Ma non ha mai avuto la tentazione di andarci? Vabbè, ci vada, insomma. Onestamente, tanto è passato un po' di tempo. No, nel senso lo dico perché sennò può sembrare la politica è sempre soltanto poltrona. Ho vissuto con una tranquillità, in vita mia non sono abituato né ad esaltarmi né a deprimermi. È ovvio che la grande ambizione di andare in un'altra Camera a fare il lavoro, insomma, del legislatore, come provo a farlo e come tra l'altro ho fatto in Consiglio regionale, era una grande ambizione da calabrese. E quando tu vedi i toni utilizzati da alcuni, che non c'entra adesso i rapporti in alleanza al centro-destra, ma da alcuni interpreti della politica, quando tu vedi che finanche la Cassazione, perché se in Italia la Cassazione non è l'ultimo grado di giudizio, insomma dobbiamo rivedere proprio la Costituzione, che aveva chiuso e indicato al saldo d'errore che è tutto da verificare, e invece stranamente si riapre, e magari si riapre soltanto per la Camera e non per il Senato, perché c'è qualcuno in queste ore che dice che c'è un omologo errore al Senato, devi stare fermo e comprendere che questo Paese non funziona più. E come si risponde? Gridando di più rispetto agli altri, dicendo, perché io anche prima di fare il ricorso, siccome molti mi spingevano a dire denuncia a Salerno, denuncia al CSM, io faccio politica, non ho mai denunciato nessuno, la politica non si fa nelle aule di tribunale, quando accadono queste cose devi rispondere con per far sì che non accada più. Ma aveva già festeggiato però, no? Sì, in modo intimo, nel senso fra pochi amici, perché non c'era stato neanche il tempo, però è ovvio che in modo sobrio come sempre hanno festeggiato. Bisogna evitare, su questo stiamo lavorando una legge che speriamo di sperimentare prima in Regione, nel senso che dal mio punto di vista le corti d'appello che si occupano delle elezioni e quindi anche il voto dei calabresi devono essere al di sopra di ogni errore. Come fai? Rispetto a questa vicenda che è capitato, i presidenti di seggio che vengono nominati dovranno dotarsi di una telecamera, perché ormai perché almeno lo sfoglio deve essere tutto registrato per aiutare il lavoro dei rappresentanti liste, in modo che il consenso, anche quelle schede che diventano nulle, perché davvero immaginare che e io ho fatto ricorso alla Giunta per le elezioni dove gli avvocati parlano con i toni loro, perché io sono sempre stato sereno anche nell'accompagnare questa valutazione, dove parlano di palesi e gravi errori di norma, di leggi, insomma. Qual è la forbice, non ci sono leggi. Dei consensi? In che termini? Tra lei e l'eletta, diciamo. Ma lì parlano,
ripeto, io sono, se non lo chiediamo agli altri, in un tempo in cui ho visto un suo post che ho ripreso l'altro giorno, direttore, in cui sembra che la politica, uno deve essere composto, perché io sono rispettoso dei magistrati, sono stato rispettoso nella prima fase perché ho attesi i conteggi ufficiali, che davano il seggio a Fratelli d'Italia e quindi Orso Massa è eletta alla Camera dei Deputati. Sono rispettoso anche dell'eventuale riconteggio, non si capisce però perché lo fanno, chi decide a farlo, non c'è nessuna norma che lo prevedeva perché doveva andare alla Giunta per le elezioni e quindi non urlo. Pare che in un pomeriggio, cioè in 2 ore rispetto a conteggi di 11 giorni, 3-6 a togliere, 3-6 a mettere, insomma c'è una differenza di 5.000 a nostro sfavore quando prima era a favore, ripeto. È roba che non si può verificare più, quindi bisogna legiferare per evitare. Questa cosa ci vuole del tempo per superarla. No, ma non è un dramma, io lo dico, nessuno mi crede, perché io innanzitutto ho fatto ricorso per rispetto agli elettori che nonostante questo voto di tsunami, i messaggi più forti di Lega e 5 Stelle, dove esistiamo noi, la Lega sta dietro di noi, sta dietro nella mia città, insomma, quindi è un consenso della gente e per rispetto abbiamo fatto ricorso, dopodiché la politica non è che... grazie a Dio c'è Wanda Ferro, ci sono altri, avremo questa deputata che è stata eletta al posto mio, che se avrà il buon gusto di tornare in Calabria e lavorare insieme a noi nell'ambito del centrodestra, che ripeto... Perché non lavora in Calabria? No, nel senso che la cosa che... non vive in Calabria. Io ho sentito anche altri amici di Forza Italia, perché è ovvio che noi non è che sulla base di un capriccio o di un eventuale abuso si rompono le relazioni di alleanze, di chi vuole fare cose insieme, si parla di andare in direzione. Il problema è la qualità dell'impegno politico, che non metto in discussione. Io mi auguro, siccome non abbiamo necessità di fare legge ed evitare quello che è accaduto con Renzi, lo dico a Bevacco, quando Renzi fa il Jobs Act e noi abbiamo una deputazione calabrese che è silente o perché non può, o perché non vuole, o perché è incapace, dobbiamo capire che ci sono alcune misure che valgono erga omnes per fare ripartire l'Italia, ma la Calabria necessita di misure speciali. E perché ti serve una classe dirigente calabrese? Perché sei fatto il consigliere comunale, sei stato in un consiglio regionale, hai verificato che i tagli orizzontali... la macchina, insomma, dai. No, ma nel senso, sai quello che può stimolare? Non credo sia oggi il reddito di cittadinanza, nel senso... Benissimo la lotta alla povertà con alcune misure, tant'è che si posa anche nel Consiglio regionale questa esigenza, ma noi qua se perdiamo altri 5 anni per la ripartenza, lo dico a questa azienda e quindi anche, faccio un esempio, ho preparato una legge, siccome resto in Consiglio regionale la presenterò, che riguardava l'editoria e l'informazione calabrese, e noi dobbiamo capire, se no rischieremo che l'informazione ce le dà soltanto o le fake news o alcuni infuriati, diciamo ormai sui social, e invece uno deve difendere il lavoro vero e qui ci servono altri strumenti. Quindi i deputati servono, se sono bravi, capaci, tornano in Calabria. Con la stessa grinta, la stessa determinazione? Assolutamente sì. Il capitolo chiuso? Il capitolo non è chiuso perché c'è un ricorso alla Giunta per le elezioni che... ripeto, è un organo che si autogoverna nell'ambito del Parlamento, quindi magari si riunirà fra 2 anni, però per un fatto, per la verità, insomma, è opportuno... Se lei avesse fatto quel passo quel giorno... No, a me avevano chiamato da Roma e mi hanno detto vieni a registrarti. Però non l'ha fatto per correttezza. Siamo persone serie. Questo le fa onore. Mentre il PD, se fa ricorso, i voti persi il 5, il 4 di marzo, non li recupera. Anche perché non ci sono. Capisco la sua ironia, ma non è... No, la sua ironia, anche però perché non ci sono. Il caso del collega Orso Massa si inquadra in un contesto diverso che riguarda la singola elezione. Il PD invece ha perso tanti milioni di voti e quindi è una riflessione più ampia, più seria che dovrebbe essere fatta. Ma sono scomparsi adesso tutte le componenti, renziani, franceschiniani, orlandiani? Guardi, io non credo che nel PD possano sparire queste sensibilità culturali che hanno dato vita, che potrebbero dare forza all'idea originale. Il problema è di come oggi ripartire e capire dove abbiamo sbagliato e da lì mettere in moto un nuovo gruppo dirigente, mettere in moto qualche idea innovativa, in modo da poter recuperare il rapporto con la società civile. Io mi auguro che l'Europa nazionale maturi qualcosa di serio in queste ore, in questi mesi. Potreste cominciare già a dimostrarlo, visto che governate... Guardi, io mi sembra che in questi giorni abbia preso una posizione molto chiara, netta, su come io immagino il PD in Calabria e in provincia di Cosenza.
mi sembra che abbia espresso posizioni coraggiose, di rottura, ma di grande apertura. Sto promuovendo per il 7 maggio un'assemblea aperta, dal titolo Liberamente, dove lì mi auguro di trovare molti diciamo, amici che possono condividere con me questa idea di un PD aperto, largo, plurale, non più legato ai 4 amici al bar, perché credo che abbiamo commesso in questi anni un errore di chiuderci noi stessi, di non capire quello che veniva fuori e di pensare alla Calabria come una terra fatta solo di clienti e non di idee, di progetti. Però nel frattempo, va bene, questo è quello che verrà. Intanto però voi governate questa regione, avete la responsabilità, vi siete assunti l'onere di governarla. Ma come funziona? Perché se viene meno il consenso, se viene meno l'attenzione... Io non sono uno di quelli che dice che l'elezione politica è una cosa e l'elezione regionale è un'altra cosa. Credo che siano invece due momenti importanti da cui partire, riflettere e comprendere. Io credo che oggi sia una grande leggerezza, una grande superficialità non leggere il voto del 4 marzo anche in una prospettiva regionale. E quindi credo che da questo punto di vista anche questa iniziativa che stiamo anche mettendo in campo alcuni consigli regionali del PD, anzi molti iscritti dirigenti, potrebbe aiutare a far capire, a far comprendere che oggi c'è bisogno di pensare a qualcosa veramente dirompente, tale da creare in Calabria, me lo auguro di cuore, provvedimenti shock tale da poter rispondere. Se si ricorda, lei molti mesi fa, in un dibattito sempre con il collega Orso Mars, se non ricordo male, o con il collega Graziano, mi disse con veemenza, ma la Calabria ha bisogno del sociale, se senza il sociale, senza lavoro noi riusciamo. Ecco, io credo che è la vera sfida che dobbiamo oggi comprendere e capire è questa. Ma fino ad oggi è stata compresa questa Oggi esigenza? abbiamo messo in campo provvedimenti, a mio modesto parere, non sufficienti. Non sufficienti. Quindi... buoni ma non sufficienti. Se pensiamo alla garanzia giovani o altri strumenti che avevamo immaginato di poter cambiare le sorti della Calabria, sono strumenti invece molto parziali, che si limitano a un'assistenza del 400 euro al mese per 6 mesi, per un anno, alle società interessate, ai ragazzi, ai disoccupati, ma non creano lavoro serio. Noi dobbiamo pensare invece a qualche idea diversa che possono, diciamo, aiutare ad avvicinare, io dico sempre il paese legale, ma soprattutto a dare risposte serie ai nostri cittadini. Quindi io mi sono permesso di dire l'altro giorno in Consiglio regionale di fare gli auguri ai nuovi assessori nominati al Presidente, ma anche ho ribadito... Ma lo Statuto non prevede... Scusa. A proposito di questo, poi torno subito, ma lo Statuto non prevede che ad ogni cambio della Guardia il Presidente debba in qualche modo presentare la Giunta e poi aprire il dibattito? O no? Non lo prevede? No, non è previsto. Il Presidente quel giorno ha allegato all'ordine del giorno una comunicazione che comunicava, se ognuno di noi viene consegnato a inizio seduta, diciamo, la cartella di lavoro, diciamo così, c'era anche un decreto di nomina dei presidenti. Io però ho ribadito che è una scelta autonoma. Gli ha fatto una letterina. Che è una scelta in piena autonomia del Presidente, in cartella con una letterina. In quanto credo che il Consiglio regionale ha consentito, attraverso la modifica del proprio statuto, la possibilità al Presidente di scegliere in maniera autonoma i propri collaboratori. Ma voglio dire, una cosa che aveva concordato anche con voi nel corso della riunione che c'è stata alla cittadella regionale, cioè tutti quanti voi, il Presidente nella via di maggioranza avete detto: hai pieno mandato, mani libere, scegli la giunta che più ritieni opportuna. No, io ho appena detto che l'errore che abbiamo commesso come Consiglio regionale e come maggioranza in questo caso di modificare uno statuto che consente, quindi il Presidente ha piena autonomia, perché è stato un errore del Consiglio regionale, perché forse allora qualcuno si illudeva o era convinto che non venisse toccato da alcuni meccanismi o da alcuni processi. Oggi determinati soggetti che in quel periodo, in quel momento non hanno capito cosa stavamo per fare, oggi
si lamentano, denunciano. Si mordono le mani. Gli atti devono essere fatti, ogni atto che approviamo, dobbiamo capire cosa facciamo, e i danni che potremmo provocare e i benefici che potremmo avere. Quindi io ritengo che il Presidente abbia fatto bene di far proprio ciò che lo Statuto gli consente, quindi di utilizzare le proprie prerogative previste dallo Statuto e di nominare i propri collaboratori. Poi sbagliato o no, non lo so. Saranno gli altri a deciderlo. Vabbè, ancora sbagliato, bisogna poi vedere sul campo, no? Questo dico io, saranno gli altri a deciderlo. Io da consigliere generale non posso che dire quello che ho appena... Quindi la maggioranza, diciamo, sposa in pieno questo progetto del Presidente. La maggioranza ha preso atto delle nomine che il Presidente ha fatto in piena autonomia e l'ha rivendicato con forza di una sua prerogativa, quindi io che cosa devo dire? Prendo atto di una prerogativa del Presidente che ci ha comunicato... Ma la prova, come dire, la sostiene, la incoraggia, questa scelta fatta? Io ho nominato 3 donne, 2 le conosco personalmente, una in quanto ho collaborato con lei in provincia di Cosenza, Maria Francesca Corigliano, l'altra che ho avuto modo di incontrare in 5 o 6 occasioni come Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, che è Angela Robbe di Lega Ambiente e di Lega Cooperative. Mi sembra una persona quantomeno che conosce la Calabria e i problemi della Calabria, sul sociale e sui temi della delega che ha avuto. La terza non conosco la terza che è vicina al gruppo del PD. Ma non conosco, quindi ho avuto modo, infatti non ricordavo nemmeno il nome quel giorno, mentre Maria Francesca e Angela per nome, lei non la conosco, quindi non posso fare un giudizio sulle qualità e sulle conoscenze della dottoressa Procomeni. Io credo che Oliveri avrebbe potuto mettere in questo rimpasto anche Zichichi, ma ormai è finita. Cioè, non è un problema, ovviamente anche noi abbiamo fatto personalmente in aula gli auguri di buon lavoro a chi proverà, perché io penso che tutti quelli si mettono in un ruolo politico, ci mettono la faccia, meritano rispetto e faranno, e ci auguriamo che nell'ultimo anno possano recuperare. Oliveri non è mai nato, cioè non c'è mai stato, io l'ho trovato in modo rispettoso perché a differenza di... Allora, l'ultimo dato delle politiche, a saldo che noi nello spazio politico nostro siamo oltre media nazionale, quindi dovremmo festeggiare, no? Rispetto su un partito che stiamo provando a costruire, un centrodestra deve essere, diciamo, di proiezione, comunque siamo prima coalizione in Italia. Perché restituiscono queste percentuali in Calabria? Perché l'analisi politica seria da fare, anche senza colpe dei governatori o se volete dei sindaci, è che questa terra da 8 anni, da 9 anni, come governi tecnici o politecnici, è stata dimenticata nell'agenda, mancano politiche, finanche, io lo vado dicendo, l'ho detto in campagna elettorale, nell'esperienza che ho avuto in questi pochi anni, no, è proprio così, perché i fondi, no scusami, fammi fare il ragionamento, il PD ha fallito su tutti i fronti, quindi non ne parlate, evita la siga, il PD parla del governo, tutta questa azione di governo, fatta prima da Monti, poi da Gentiloni, tutti i governi di Renzi, non avendo tra l'altro deputazione, non avendo stimolo, perché quante mozioni uniche abbiamo fatto di allarme con il governo, quando tu vedi Garanzia Giovani e nessuno sa, quando ne parlano anche i 5 Stelle così in modo improprio, perché io non so, quella che sta al Parlamento Europeo, non mi ricordo come si chiama di cognome, che ha fatto in questi 5 anni, se non fare le veline, essersi trasferita ad abitare a Bruxelles. Allora, le misure di garanzia giovani, il governo italiano, insieme a alcune regioni obiettivo convergenza, perché scusa la Basilicata che è un caso unico, tutte le altre regioni non saranno tutti sotto G che misterà perché non riescono a spendere, sono misure che vincolano con cose che non servono. Garanzia giovane non è che se l'inventa Guccione, la Roccisano e oggi sta nelle misure che ti impone l'Europa. Noi dobbiamo dire all'Europa che queste misure non ci servono, sono strumenti che non servono, quindi tu devi aprire un'avvertenza e siccome questi fondi, se fai politica e se l'hai osservata all'inizio e se conosci anche le sofferenze dei sindaci e dei comuni su cui alcuni poi tra l'altro sono pure condannati, no? E dei cittadini è ovvio, dei cittadini a cascata. Noi abbiamo avuto con i fondi europei, devono essere aggiuntivi come risorse, sono diventati interamente sostitutivi, con una tecnicalità di spesa e con misure che non ci servono, e nel frattempo lo Stato ha tagliato i soldi ai comuni, che significa il welfare, la depurazione e quant'altro, non ti ha finanziato un progetto di sviluppo. Per questo
Mentre gli altri chiacchierano e hanno pure 18 deputati, noi siamo impegnati già con Vandaferra a scrivere una proposta sui distretti turistici qualità, a dire a questo governo che devi mettere 100 milioni all'anno per il lavoro vero, è l'unica prospettiva vera su cui se ne parla, tant'è che anche il governo non ha nominato. Quindi, secondo il suo pensiero, il governo ha completamente... Ma tutti i governi, cioè, escluso gli ultimi interventi delle leggi obiettivo di Berlusconi, che non è per difendere, che ha avuto anche dei limiti. Se tu sei fuori dalla gente, quando la gente, allora se noi non siamo dei marziani, siamo scomparsi dalla terra, io tutti i giorni che vedo persone, perché penso di venire dal Consiglio regionale, l'unica domanda è no i migranti, che pure sono un problema complessivo, no il lavoro. E c'è un altro tema, perdonatemi, su cui Oliveri ha fatto lo scivolone, tutti i consiglieri regionali, forse scuso Bevacqua, che a mia memoria nella scorsa campagna elettorale hanno fatto peggio del populismo, che è quello di raccontare le bugie. La sanità non è un terreno di scontro. Se vedete, noi, escluso il fatto di dovermi incatenare per avere un commissario e far andare avanti per fare gli investimenti, che io, non il PD, sono andato a dormire una notte e quando c'era la guerriglia urbana fra quelli del PD e che doveva fare il commissario alla sanità, ma non perché dovevano nominarla a noi, lì bisogna raccontare ai calabresi guardando negli occhi, non i 5 Stelle ogni giorno sono in procura, è facile lo sport, la politica è un'altra cosa che non stare ogni giorno in procura e ovviamente chi sbaglia è giusto che paghi. La sanità ci ha imposto un percorso, noi abbiamo dovuto chiudere ospedali, riformare, c'è la medicina di base, ormai i medici di base si candidano tutti, insomma, mandano poi tutto al pronto soccorso, che è un altro tema centrale, con il rispetto, perché io ho Maria Teresa De Marco che fa la consigliera comunale, so quanto tempo non può dedicare al consiglio comunale perché facendo il medico di base seriamente, quindi evitando di mandare la gente al pronto soccorso, deve andare a casa ad osservarla, a curarli. Quindi su questo terreno l'invito, la novità, forse l'ultimo tratto di livello dovrebbe essere raccontare, dire mi rimangio quello che ho detto, perché arrivo io, la pulizia, la cosa, poi scopriamo che... Quindi in campagna elettorale hanno raccontato... In campagna elettorale hanno raccontato come... Che avete raccontato? L'esempio qual è? L'altro giorno che i 5 Stelle vanno a denunciare in procura che l'ospedale di Trebisaccio non c'ha gli infermieri, ma come se Oliverio, il commissario, non glieli volesse dare. È ovvio che è difficile, deve essere misurato con le parole, perché voi pensate che qualcuno... Io a 38 anni che entro in Consiglio regionale non ho colpe su gestione di sanità, non ho amici medici primari, non ho dovuto tutelare nulla. Era bello per me dover spiegare alla gente che San Marco Argentano doveva essere riconvertito, che è un ospedale diciamo, che conosco più da bambino. E allora su questo serietà, no? Come noi stiamo dimostrando accompagnando... Non condivido diciamo, il giudizio che dà Fausto sulla mancanza di investimenti del governo nazionale verso la Calabria e il Mezzogiorno in questi ultimi anni. Se pensiamo al patto Calabria che ha destinato 3 miliardi di euro alla Calabria, se pensiamo a 1 miliardo e 100 milioni... Il pacco? No, il pacco. No, il patto per la Cioè mi dici cosa abbiamo speso, su quale indirizzo? Però, te lo lascio parlare e fammi concludere anche il mio pensiero, il mio ragionamento. Dopo. Allora, abbiamo avuto 1 miliardo e 100 milioni per la 106, finanziata dal CIPE. Abbiamo avuto 90 milioni per il centro storico di Cosenza, finanziato di recente. Abbiamo avuto 400 milioni per la rete ionica, per l'ammodernamento della rete ionica, sempre per il patto Calabria. Abbiamo avuto di recente 300 milioni di euro per la depurazione e quant'altro, sempre nel patto per la Calabria. L'errore che ha commesso il PD è stato quello di non capire che la gente era stanca del notabilato, dei gruppi dirigenti che governavano il Mezzogiorno, non solo la Calabria. Questo è l'errore drammatico, non è il reddito di cittadinanza, la promessa, il sogno, è una minima realtà. L'errore che ha commesso mortale Renzi e il PD nazionale, non ha capito che il Mezzogiorno era stanco di avere da 40 anni a questa parte il solito notabilato che governava queste regioni. E l'abbiamo pagato amaramente. Questo è il vero messaggio che deve capire il PD nazionale, è questo. Anche faccio l'esempio della Basilicata per essere chiaro, non parlo della Calabria. Si sono scocciati che sempre la famiglia Pittelli da 30 anni a questa parte, nonostante che quella regione ha fatto, lo ricordavi tu stesso, passi in avanti enormi rispetto alle altre regioni. Però, la gente si è stancata di avere sempre quei riferimenti del PD e ex Margherita e ex DS. Questo non abbiamo capito in Calabria, nel Mezzogiorno. E l'errore che abbiamo pagato con grande, con un bagno di sangue è stato questo, non gli investimenti, perché il governo
Prima Renzi e Gentiloni ha destinato tante risorse verso il Sud, mancavano investimenti da 25 anni a questa parte, verso il Sud. E ti ho fatto esempi chiari, che saranno da qui a poco tempo. Fai anche tu, caro Mimmo, l'errore classico, che da qui, cioè ti fa un decalogo che questi decreti, queste opere non li vedremo noi, le realizzerà qualcun altro. Però che non si sia investito sulla Calabria, ti ho fatto esempio concreto, deliberazione del CIPE. Ci sono stati, quindi parla del pacco, invece del pacco. Vi ho fatto esempi concreti, quindi cioè questi sono esempi concreti. I soldi ci sono, soldi già disponibili, Ma tu sai quali sono i fondi che stanno... Il credito d'imposta, la ZES, scusami, tante cose tu sai, per i giovani, vabbè, la ZES è una roba che sta in Parlamento da prima, affossata questo governo, poi è arrivata... Già definita, ma già operativa, ma le zone economiche speciali sono un aspetto importantissimo. E ti ripeto, stava in agenda, tant'è che io mi ricordo una riunione nell'allora delegazione nostra dove invitammo anche deputati 5 Stelle perché a sottolineare, quindi è una cosa che vale erga omnes. Il pacco, per quanto mi riguarda, ma sai quali risorse ci sono in quel patto per la Calabria? Quelle di cui parlavamo. No, risorse aggiuntive, i soliti fondi non spesi, quindi è una roba che era già nostra. E tra l'altro il grave ritardo, perché qual è l'altro tema che riguarda questa regione? Non è vero questo. Per questo no, non è vero, informati. Ma ti ho fatto gli esempi informati. Il patto per la Calabria, sono fondi europei non spesi, rimandati a Roma e ci hanno fatto il patto, torniamo sempre a quello. No, è così, no, però mi fa parlare, scusami, ti ho lasciato parlare, no, ti aiuto io perché non ci stai, fai l'errore, tu parli di notabilato e non comprendi, non comprendi che l'errore sostanziale è quello, cioè mancherà. E qual è l'altro tema? Se noi siamo calabresi e conosciamo le difficoltà da vicino, perché è facile poi parlare, perché il rischio è, l'ho già detto guardando la gente della telecamera, che in questa terra rischiamo di diventare tutti, direttamente o indirettamente, 'ndranghetisti a strascico. L'altro tema centrale è mettere in sicurezza ogni investimento. Nella proposta di legge stiamo scrivendo e chiederà al governo, vogliamo su questa legge, come abbiamo fatto anche sulle leggi fatte in Consiglio regionale che porto il mio nome, i soldi subito. C'è anche l'accompagnamento di dire che è arrivato il tempo di fare liste di white list con la prefettura e il lavoro di intelligence, che non possiamo scoprire che chi ha l'antimafia oggi non ti basta a evitare inquinamento. E quando un'opera ti si ferma, ti si blocca e non può essere chiesto, no, è un problema centrale politico, è un aspetto fondamentale, non un altro aspetto. Quando tu dici un altro aspetto, questo è l'aspetto fondamentale, perché tu qui ogni giorno, per i sindaci che mettono la faccia, perché la mia cura qual è? Io da consigliere regionale che devo ricevere l'azienda di Attilio Sabba, come fare un grande investimento, accompagnarla per dire bene e sburocratizzare, fare dire, e poi io non voglio essere timorato di Dio, perché io devo essere libero di incontrare tutti, ma non scoprire che il giorno dopo c'è dietro la mafia del Brenta piuttosto che l''ndrangheta calabrese, perché è un tema centrale per questa ragione. Allora come lo si fa? Si chiama, e per questo serve la politica, servono i parlamentari, servono anche le immunità parlamentari per dire certe cose. Torniamo ancora sulla dotazione finanziaria che la Calabria ha, così dice Bevacqua. Noi abbiamo miliardi che possiamo spendere, Direttore, dovevano essere risorse aggiuntive. Sono mancate quelle, ma sapete che il turismo non ha un euro. Allora, una regione vuole investire di turismo, no? E che quindi ha fondi propri che possono venire da tassazione o comunque da investimenti del governo centrale, forse anche sul marketing di territorio e di prodotto di una regione. Ma sai che non c'ha un euro? Ma lo sapete? Io me ne sono reso conto perché l'ho vissuto prima maggioranza e già minoranza. L'analisi è questa, tutti questi fondi, anche il pacco per la Calabria che arriva, perché vi ricordate Olivero aveva annunciato le macchine a Gioia Tauro? Ma siamo seri, cioè noi dobbiamo dire, e siccome io penso l'unica cosa misurata sia l'agricoltura e il turismo, e poi è ovvio ci sono tante altre cose, c'è il campo della ricerca, su cui rivendicare una direzione e dire, noi lo faremo e lo faremo anche nell'ambito della rivincita, che i prossimi 10 anni vogliamo parlare soltanto di questo, ogni euro deve arrivare su questo. Quando tu parli di queste risorse che dovevano essere aggiuntive, si parla di fondi per obiettivo convergenza, perché le risorse aggiuntive ti vengono dall'Europa e dovrebbero venire non con tecnicalità di spesa imposte da burocrati, che garanzia ai giovani non mi serve. Sono io dico una cosa diversa. No, è così. C'è un problema di politica nazionale che ha ridotto il cofinanziamento dello Stato dal 50 al 25%.
Questa è una scelta di politica nazionale che hanno fatto anche i governi. Scusa, questo sto dicendo. Paolo, e quindi è un discorso di politica nazionale. Questo sto dicendo. Però non ho sentito nessuno dire, me lo dici perché l'ho detto io. No, io l'ho detto chiaramente in più occasioni. Ho detto pure che non è concepibile che se una regione dopo 25 anni non fa passi in avanti e nessun indicatore socio-economico è migliorativo rispetto agli investimenti che abbiamo avuto dalla Comunità Europea, dobbiamo porci il perché. E noi dobbiamo rivendicare, e condivido con te, di fare scelte autonome, di dire noi vogliamo investire questi 3 miliardi di euro della Comunità Europea su 2 linee di fondo, agricoltura e turismo, io dico magari altro, però questa deve essere, ma è una politica, è una battaglia nazionale che non solo, ma ti aggiungo, che non può essere battaglia, quindi diciamo io questo lo condivido, questa tua osservazione. Sì, ma i tuoi deputati che erano maggioranza l'altra scorsa non l'ho sentito, a parte non ho detto nulla. Io ho avuto nessuno, la possibilità nessuno. di partecipare a un incontro con De Vincenti, l'ex ministro per la coesione sociale. Ne ha fatti molti. Coesione sociale, io ho avuto il coraggio di dirgli nel mio intervento, questo ragionamento qua gli ho fatto io. Che non è possibile 214 misure su cui spalmare i 302 miliardi e mezzo. Scusami Mimmo, vale perché io mi auguro che i 5 Stelle in queste ore possano andare al governo, così misuriamo diciamo, la fattura di chi... No, me lo auguro sinceramente. Io mi opporrò perché... Per me che vivo qui l'ipotesi del reddito di cittadinanza è distante, poi è ovvio che devi fare alcune misure fatte al governo Renzi che era sull'aiuto alla povertà, erano utili insomma, perché va riconosciuto anche il problema qui è fare l'analisi completa, cioè direttore, lei è un attento osservatore, ha scritto libri che hanno registrato diciamo bene la Calabria anche con i nostri vizi e limiti culturali. L'analisi deve essere completa. Se noi siamo classe dirigente dobbiamo sapere che se tu domani prendi 10 comuni di un'area, li utilizzi per verificare alcuni progetti pilota per dire come può funzionare il sistema Calabria, che significa turismo collegato a trasporti di qualità, e decidi di investire 200 milioni di euro, il minuto dopo, se sei classe dirigente, devi sapere che l'altro problema che abbiamo visto, compreso nella città di Cosenza, se uno mi parlava dell'imprenditore che ha lavorato indubbiamente avremmo dato tutti i giudizi positivi, eppure invece è bene andata che è arrivata l'inchiesta dopo, perché non rischiavi di non finire l'opera. Allora noi, se siamo politici seri, dobbiamo sapere che il Parlamento, perché lo deve fare un governo nazionale, e quindi il Ministero degli Interni, e quindi le prefetture, e quindi devono fare un lavoro per selezionare aziende calabresi, perché con questo vizio poi rischi che invece ti deve arrivare quello che sembra che è sacrosanto perché viene da fuori. Ed è un problema che ci dobbiamo porre, perché noi gli investimenti per creare produttività devono correre veloce. La nostra sudditanza culturale. No, è incredibile. Cioè una sudditanza, io mi rifiuto di dire sono alleati, non è che arriva Salvini a dirmi vi farò vedere come governate, ma dai. Devo mandare la pubblicità adesso. Certo, la questione delle misure, ci sono alcune misure che forse non vanno bene per questa regione. Ma no, questa regione ha altre esigenze, altri bisogni, ma questo dico bisogna fare un ragionamento che vengono calate e poi da qui è chiaro che si perdono anche i fondi perché non hai progetti, non sai dove ancorare, dove devi andare a far confluire queste risorse, perché abbiamo altre esigenze. Io sono d'accordo. Sono d'accordo su questi due grandi filoni, sono agricoltura, quindi l'enogastronomia. No, io ambiente, perché da lì costruisci tutto. C'è anche la ricerca per ragazzi, perché ci sono agricoltura, turismo, innovazione, con giovani straordinari, però bisogna vedere se le misure sono adeguate alle esigenze. Se no hai questi soldi, tieni lì. No, ma poi che fa la politica? Mando la pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, torniamo in diretta. All'origine di tutto, alla base di tutto, ci deve essere un'idea di governo. Perché non c'è un'idea di governo, non si va da nessuna parte. Bisogna dire dove concentrare l'attenzione, dove concentrare gli sforzi e cosa bisogna fare, perché se no viaggiamo sempre così, si passa. E poi nel rompere posso dire, direttore, perché poi devi reagire con la politica. Per esempio ho chiesto in queste ore al mio partito, ai dirigenti del mio partito, l'ho incontrati, gli ho detto che vorrei insieme a loro guidare questo partito, e per guidare
un nuovo processo che fa anche tesoro degli errori del centrodestra del passato, sono disposto anche a non ricandidarmi alle regionali per mettere gente fresca, e quindi dall'idea tu lavori un progetto politico, poi se vinci puoi fare l'assessore, non puoi fare nulla, insomma, no? Che significa no, fare un sacrificio. E per costruire anche l'ambito del centrodestra, dove puoi aggiungere pezzi di scontenti, come è capitato anche a Cosenza l'esperienza con la nostra lista civica, l'idea che se ci ricandidiamo, tra l'altro con energie nuove, noi siamo gli unici che hanno stimolato un ricambio importante, devi farlo sancendo un principio: basta uomini solo al comando, che siano nelle città, che sia nella regione, perché poi rischi di perdere la bussola, rischi di fare come ha fatto Oliverio, come è potuto sembrare finanche Scopelliti, vi posso assicurare che non era, che invece era molto più laico e aperto, però poi l'idea che poteva venire fuori era questa, perché uno deve costruire questo progetto, secondo noi, su poche direttrici. Concetto di squadra? Sì. Con l'idea No, ma di condivisione. Cioè, sono le idee che devono andare avanti, quindi tu la misura di quel progetto che hai messo in campo, che deve essere sull'esperienza anche misurata e misurabile. Ecco, il concetto di misurato ormai non c'è più in politica, perché alcuni che hanno preso pure un voto, diciamo, importante alle politiche, perché urlavano in televisione via la Fornero. Al governo poi la devi togliere la Fornero, che costa 70.000, va mitigata indubbiamente. Sì, questo no? è il senso di responsabilità. No, ma appunto questo è il dato, però noi dobbiamo... Qui entriamo in un'altra, però... No, un altro aspetto. Un'altra chiave di Quindi noi lettura. dobbiamo dare l'idea che non lo facciamo perché siamo legati a una logica... Questo, da cittadino di questa regione, ma secondo voi ai giovani, quelli che non riescono adesso a trovare occupazione, cosa gli possiamo dire? Guardate, prendete la valigia e andate via, investite su questo, puntate su questo, su quest'altro. Che cosa? Qualcosa bisogna dirglielo con questa gente, bisogna farsi i conti in tasca e dire: io posso investire per come dire, aprire il campo delle opportunità per i giovani in questo settore. Puntiamo tutto su questo settore, ma come si può fare? Perché il tempo passa e la gente poi non distingue la destra, la sinistra, il centro, perché queste sono categorie ormai superate. Fra poco non distinguerà manco i 5 Stelle, perché là poi la misura... La capacità dell'uomo. Il problema che lei pone è un problema centrale per le responsabilità che abbiamo, anche per le tante vicende umane che conosciamo, tanti amici disoccupati, laureati che cercano uno spiraglio per poter rimanere in Calabria, quindi io me lo pongo sempre l'interrogativo di come aiutare a crescere e a far maturare idee progettuali, dare opportunità a questi giovani. Però dobbiamo partire da un dato oggettivo, che non può essere quello di continuare a dire a un giovane avvicinati a Fausto Stomarzo e a Mimmo Bevacqua, perché questa è la garanzia per un posto di lavoro. No, dai, la politica non può essere più. Fatemi finire il ragionamento. Non è il caso nostro, perché io per questo parto da questa premessa e poi arrivo alla mia riflessione. E questo è il primo punto di partenza. Quindi dobbiamo far capire ai tanti giovani calabresi, laureati, che oggi c'è un gruppo dirigente calabrese che ha responsabilità istituzionali, che si pongono il problema di aiutare nei processi. E come si aiutano nei processi? Concentrando alcune misure, alcune risorse su alcuni, diciamo, settori trainanti dell'economia calabrese, che sono per me ambiente, perché dall'ambiente parte tutto. Sicuramente. Dall'ambiente parte la salute del territorio, dall'ambiente parte un'agricoltura di qualità, dall'ambiente nasce il turismo. Sì, sono d'accordo con lei. I beni culturali. Non possiamo fare domani, dobbiamo farle ieri queste cose. Quindi abbiamo messo in campo alcune misure, una perché noi, ripeto, e ritorniamo al ragionamento a bomba, se non abbiamo il coraggio di far capire alla Comunità Europea che oggi, ad esempio, sul PSR giovani non bisogna investire solo X euro, ma bisogna investire X più Y, Z, R, in modo che... Ma chi glielo deve dire alla Comunità Europea? Dobbiamo fare noi questo ragionamento. E quando lo si fa? Questo ragionamento è di politica nazionale, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo destinato al PSR giovani, abbiamo creato 1000 nuovi giovani, abbiamo dato la possibilità a 1000 giovani di investire in agricoltura. Poi sono state alcune misure del governo nazionale, credito d'imposta, rimanere a sud,
per me importante e significativo, rimane assurdo, importante e significativo, ma dico quello che si è fatto di significativo non ha che non è nulla. assolutamente non so se sufficiente, l'avete visto, che non è assolutamente sufficiente a far mantenere i giovani in Calabria, perché e questo è l'interrogativo che mi pongo io. Se vogliamo davvero cambiare le cose in Calabria, se vogliamo che si verifichi ciò che la Coldiretti, il Consiglio Coldiretti è previsto, che da qui a 10 anni la Calabria perderà altri 500.000 abitanti, quindi passeremo da 1,8 milioni a 1,3 milioni. Quindi io non ho una ricetta, prendo atto di queste cose e non mi sento di dire che io cambierò il mondo o cambierò le sorti della Calabria e troverò posti di lavoro ai giovani. Bisogna cambiare proprio la filosofia. Quindi io dico, io personalmente ho fatto anche qualche proposta di legge che andava in queste elezioni, penso a Montagna Solidale, penso a altre cose che ho prodotto in Consiglio regionale, atti che potevano aiutare un processo. Purtroppo poi non c'è condivisione su molte cose. C'è un contrasto sulla visione che ognuno ha, però ecco, personalmente ritengo di aver fatto quello che potevo fare per stimolare questo ragionamento. Eppure voglio dire, le condizioni sono ottimali, perché come dire, l'opposizione mi pare che molte volte in Consiglio, cioè, oltre a garantire la maggioranza, sostiene progetti di legge, sostiene una iniziativa di governo in direzione della crescita della Calabria. Quando vengono fuori quelle idee interessanti, quei progetti utili, l'opposizione è sempre lì a sostenere. Non c'è un'opposizione rigida, ferma sulle posizioni, vincolata alla bandiera, all'appartenenza. Mi pare non ci sia questo. Allora sono le condizioni migliori. Io da cittadino calabrese mi chiedo, allora perché non si mette in circuito questo clima che c'è per creare situazioni? Io ti ribalto la domanda, ma secondo te chi è quel politico o quel consigliere regionale che non si dà o ci mette qualcosa di suo per allargare l'occupazione in Calabria? Io credo che c'è un problema oggettivo di difficoltà economico, sociale, di sicurezza, di quant'altro genere, che bisogna capire come mettere insieme questo circuito, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. No, non è la bacchetta magica. Io posso metterci impegno, passione, determinazione, conoscenza del territorio, però dobbiamo partire dal cambiamento culturale, dal cambiamento proprio delle condizioni di base per creare occupazione in Calabria, altrimenti facciamo sempre populismo e hanno ragione i 5 Stelle. Perché questo i 5 Stelle nessuno vuole fare populismo. I 5 Stelle cosa dice i 5 Stelle? Che questa regione è uno schifo, questa regione è in quel modo, questa regione e poi non so quando, credo che invece quando poi ci sei dentro capisci, ti rendi conto delle difficoltà che si vivono, si affrontano, da una parte la burocrazia, da una parte... Se sei un consigliere regionale, sei un consigliere regionale, voglio dire, la porzione di popolo che ti ha dato il consenso per farti arrivare in consiglio regionale ti consegna la responsabilità di mettere in campo tutto ciò che serve per allora, quello che serve a questa regione Calabria era una programmazione adeguata e seria, che è mancata in questi anni. Partiamo da questo elemento. Cioè in questa regione Calabria non aveva strumenti di programmazione fondamentali per pensare a un futuro. Mancava un piano di trasporto. Mancava un piano di trasporto. Fammi finire. Mancava un piano per la gestione dei rifiuti, che significa posti di lavoro. Mancava infatti avete fatto il piano dei trasporti. Mancava il cortiere P. E avete messo il quarto aeroporto della Calabria nel piano dei trasporti. Tanto che siete, diciamo, lungimiranti. Lo sai che questa proposta è stata accolta grazie al collega Graziano che spingeva su questa cosa che io mi sono permesso in commissione che non era... Oliverio, Bevacqua, siccome mi sono occupato di trasporti in Calabria, so Cosentino e figurate se non voleva annunciare nella mia provincia l'aeroporto e la Sibarite. Oliverio, che è la propaganda peggio dei 5 Stelle, da Presidente della provincia, urlava perché, vi ricorderete la banca di garanzia col Presidente della Camera di Commercio, perché l'aeroporto di Sibarite stanno chiudendo gli altri 3 da quando governi tu, Oliverio. Questa è la realtà. Allora torno, scusami, hai parlato... No, scusami. La Calabria non ha scusami, aeroporti, ne abbiamo 2. Ok, nel piano dei trasporti che avete fatto ci avete messo il quarto, no? Perché così date l'idea che poi è finita. No, leggilo bene, io ci sto in aula. Ho capito, ma avete messo il quarto aeroporto e messo sui giornali a fare quello che piace raccontare. E la gente poi racconta sempre la verità. La verità qual è nel confrontarci con i calabresi? Che non è il problema, non basta la politica, perché io sono consigliere di passaggio, domani ce ne sarà un altro dopo di me, magari arriva quello 5 Stelle e dice io prendo 1.000 euro in meno e sono più bravo, cioè,
un'altra cosa allucinante. A proposito, Qui, questa storia dei rimborsi come la vedi? Come questa storia ma posso farlo con una battuta? Allora, no, questa storia perché doppia indennità. torniamo sempre a quanto sia utile un'esperienza che matura per interpretare le cose e cambiarle. Io vedo che noi dobbiamo parlare alla società, al colpo sociale e economico calabrese. In questione sai cosa sta accadendo? Quello che è accaduto sempre in tutte le stagioni poi della Calabria. Tanti sindaci che non vi sopportano più, proprio questo è il termine letterale, dico ma sai adesso che vogliono scendere anche in campo a rappresentare un'alternativa, aspetto giugno, settembre perché sai finanziamenti in corso, perché Oliverio, ma c'è già questo il film. Dobbiamo romperlo questo film e dire che il corpo sociale ed economico serio, a prescindere da Bevacqua, di chi sarà al governo, 5 Stelle, Orso Marso o un altro, devono avere la direzione giusta su questo tema. No, su questo tema. E dei tanti amministratori o dei tanti imprenditori. No, ma l'avete abituati così. Non l'abbiamo abituati tutti perché così. Capito, c'è il timore, Oliverio dal finanziamento, se ti dice da Scoppelite, tanto sappiamo che perde, quindi poi ci collochiamo diversamente negli ultimi mesi. Ma figurati, ma io te ne sto parlando, lo sto rompendo perché io, che da eletto in minoranza, sono l'unico che ha aumentato i consensi, pure se siamo andati a perdere, io ho preso 7.002, sono l'unico caso, perché vai a vedere i dati, tutti quanti hanno diminuito, e forse perché faccio politica. E allora rispetto alla politica c'è sempre quello più puro che ti epura. Perché io credo che non sia edificante dover guardare la telecamera e spiegare alla gente che io a Rimborsopoli mai fatto un rimborso, che io quest'anno da capogruppo, come ogni anno del gruppo misto, restituisco 37.000 euro ogni anno che non spendo perché ritengo che se non sono serviti a nulla, escluso le collaborazioni, perché attenzione anche lì quando c'è, se no la politica la fa soltanto Berlusconi o chi rappresenta altri interessi e viene parlato di altri interessi, perché chi collabora al gruppo di Fratelli d'Italia sono quelli con cui insieme fanno le leggi, e se esistono dei fondi di dotazione che i 5 Stelle utilizzano, perché Rocco Casalino, il belloccio che passa al Grande Fratello e fa responsabile della comunicazione, che con un appartamento in centro e a 7.000 euro al mese con i soldi, l'hanno scelto Rocco Casalino. Io ho scelto una ragazza che è plurilaureata in comunicazione a cui do 500 euro al mese. Quelle sono le risorse, e io nonostante questo, e non penso che sia importante venire da lei, direttore, a fare notizie, a dire che io restituisco, vi porterò i bilanci se serve, anche quest'anno 37.000 euro che non ho utilizzato di spese per poter comprare il computer, perché escluso una stampante in 4 anni di 300 euro perché l'avevo consumata per il gruppo, e quella è l'unico rimborso fatto, la stampante di 300 euro perché i computer me li compro solo. Questo è il dato, tutto il resto è propaganda legittima, perché poi ecco una cosa certa, una riforma seria dello Stato, e c'è la proposta di Fratelli d'Italia sui vitalizi seria, è che non si possono cumulare. Questa nel senso, c'ho quelli che questa fibrillazione in atto sui vitalizi, onestamente, fibrillazione in atto cosa? Doppi, tripli, c'è adesso una misura, devi dare un tetto massimo, devi dire tu hai accumulato, puoi arrivare massimo quando sarà a 5.000 euro perché hai fatto 25 anni, va bene, insomma, io ad esempio nel percorso nostro, se quando sarà a 65 anni saranno 1.200 euro, cioè è una cosa normale, però non è un tema, voglio dire, è un tema importante rispetto alla produttività della politica. Di nuovo il teatro di cui stiamo parlando, perché è un tema nazionale, quello dei vitalizi, non è un tema calabrese. E far diventare la Calabria, invece la Calabria. Far diventare la Calabria di nuovo vetrina del fanco, è stato un errore, io l'ho detto pubblicamente, è stato un errore proprio di ma dirlo alle starlette che avete, insomma, no? Proprio non ho capito il perché. Cioè, dobbiamo porre sempre la Calabria, ma perché è un problema nazionale, io la penso come lui. Ci sono dei diritti acquisiti, allora si faccia in modo che questi diritti acquisiti vengono, ognuno di chi ha un ma un finto problema, l'abbiamo aboliti noi, cioè si fa sempre la chiacchiera, ma ripeto, posso fare un esempio? No, scusatemi, perché io mi sono rotto le scatole, perdonami direttore, scusatemi. Allora, noi dobbiamo parlare sempre quelli che si fanno fare le fotografie, che vanno in autobus, e i miei figli a scuola li vado a prendere io quotidianamente quando posso. Scuso, oggi ho chiesto alla madre di andarla a prendere perché ero in trasmissione, avendo un ruolo, e diciamo ti organizzi per svolgerlo. Ma io vi ho dato le notizie, vi posso dire che io non ho fatto mai nessun rimborso e non so grillino.
poi sono stato vi posso dire che restituisco 37.000 euro perché ogni anno, perché se non ti servono, e però dico che quelle risorse, quando tu c'hai le collaborazioni di quelle che collaborano con Mandaferro, con Tallini, con Orsomarso, poi si producono lavoro, perché se uno ci mette le fidanzate è un altro ragionamento, no? È il cattivo esempio. Allora, non siamo tutti uguali e c'è sempre quello più puro, sarà più bravo d'Orsomarso. Il problema è, fatto il saldo di quanto deve costare la democrazia, sono state già battute, diciamo, e i vitalizi abbiamo aboliti noi giudici andava in televisione. Noi, prima di qualsiasi altra regione, su sensibilità di scoprire, ha convocato tutto, ha detto bisogna dare un segnale, e me lo ricordo bene perché ce l'ho io. E sono stati aboliti, cosa ben diversa che andava fatto il sistema contributivo, perché oggi se tu vai a lavorare lì come consigliere regionale devi avere... Però, ripeto, posso essere un esempio modello grillino? Sì. No, mai rimborsi, mai cose. Stessa cosa, io non ho mai fatto rimborsi in questi anni. No, ma tu non c'eri quando c'era Rimborsopoli. Sì, ma diciamo... nel senso, io sono passato indenne anche dal modello... Io ragiono come te, no, perché io dico, uno che ha... Non è che dici, sai, dopo la bufera, no, mentre c'è la bufera... No, ma io sempre ragionato così. Uno che ha un'indennità come la nostra, ma davvero ho bisogno di un rimborso per andare a Roma? O per andare a Catania a partecipare a un convegno, per andare in altri posti? Io ho sempre ragionato così, perché è figlio di una cultura mia, di una formazione culturale. No, ma che ti serve? Ti serve una tua funzione, domani ci sarà un altro al posto mio, perché non è difendere uno status. Io vado a Roma 4 volte alla settimana, al mese, come indennità minimo. Di funzione per essere incorruttibile e lavorare per la tua terra e con le misure giuste. Poi l'esagerazione qua sta sempre, ti ripeto, io non ho visto notizie... Adesso bisogna dargli un taglio a questi ma io non ho visto titoli... vitalizi, perché, voglio dire, no, ma infatti anche quelli vanno abolite queste ma io non ho visto titoloni... È una riflessione quando dici no... Sta facendo bene l'ufficio di presidenza della Camera, che sta cercando un modo per dire ai vari perché un diritto a cui devi dire tu ai parlamentari che ne hanno diritto, guarda che ti tagliamo, guarda che riducete il 30%. Un'altra Italia. Ma se uno va a accumulare gli anni certo, è quello, ma guarda, regionale, insomma, sì. Una cosa... Sono d'accordo, perfettamente d'accordo. Ci deve essere una misura, tu puoi dire a quelli che gli dai un tetto massimo. Però torniamo sempre a questa... Io innanzitutto dico una cosa, direttore, perché sennò la politica veramente non diventa più speranza, siamo in una cosa, bisogna essere composti. Io penso si può sognare in questa terra di lavorare per un'occupazione, una disoccupazione zero. Cioè, lavorare un grande progetto e devi immaginare se in questa terra noi vogliamo lavorare per una disoccupazione a tasso zero, che pure alcune regioni hanno avuto in questo paese, in quest'Italia, sugli unici settori dove si può realizzare. Io in campagna elettorale mi ricordo sull'Alto Tirreno Cosentino, la scorsa estate, non ero in campagna elettorale, sempre a lavorare a presentare una proposta di legge fatta con degli amministratori. In una pizzeria ho trovato un tavolo di russi con dei camerieri che li parlavano a tentoni. Allora, c'è necessità di formazione perlomeno di una lingua, no? Di tanti operatori, è il lavoro vero, chi dovrà formare anziché formare, erano famosi e sono doverosi perché ho tanti amici parrucchieri bravi, però insomma sciampisti possiamo formarne non più, no? Questa è l'esigenza pratica. Siamo in chiusura, c'è da dire che abbiamo sprecato una montagna di risorse in cose inutili che non hanno prodotto nulla per questa terra. Io faccio sempre un esempio, oggi paghiamo le da me un sindaco, ecco la mancanza, un sindaco di un paese piccolo l'altro giorno, che ha realizzato un museo, ha speso 800.000 euro. Uno di quelli che aspetta che Oliverio se ne vai per votare gli altri. Non lo so se questo è un amico mio, quindi non può darsi, ma non credo. No, era una battuta. E mi dice, Mimmo, io non posso, diciamo, aprire perché non ho 20.000 euro in bilancio per poter dare in gestione questo museo. Allora, benedetto Dio, cosa ci voleva tu nel momento in cui tu Regione Calabria fai una programmazione, prevedi anche nel bando 10 anni di gestione per un esempio stupido, per dire la mancanza anche di visione che abbiamo. Torni al ragionamento, ti ho fatto io l'analisi. L'ingegnere, davano incarico all'ingegnere, l'impresa finiva lì. No, ma posso tornare, scusa Mimmo. Non c'era poi una visione per dire, ma come garantiamo ma posso poi... tornare a dirti il mio ragionamento? Allora, io che penso di aver maturato un'esperienza, una consapevolezza maggiore, quindi poter essere annoverato fra la classe dirigente, perché vivevo, lo raccontavo spesso, direttore, l'ansia qual è quando tu incontri i cittadini e che vengono spesso i genitori e accompagnano i figli? Quando c'era Misasi, quando c'era Mancini, che la memoria deve averla perché è importante, non tornano più. Purtroppo
o ha ragione, perché insomma non ha C'è la banana bianca, sempre... allora, la banana bianca non c'è No, più. ma non voglio dire, ma non tornano più, oggi questi siamo, compresi 5 Stelle, e allora la consapevolezza qual è? È quell'analisi che ti ho fatto. Io ho visto, guardando da vicino, che le grandi difficoltà anche di crisi di aziende è su uno Stato orizzontale che tra l'altro scarica sulle regioni i problemi che anche verificano sui ministeri, di tanta classe dirigente che abusa di denaro anche in Parlamento, compreso la Camera e il Senato, nella loro complessità, e quindi razionalizzazione bene su questa cosa, ma senza buttare bambini in acqua sporca. Ma l'analisi da calabrese faccio è questa. Noi viviamo nel 76% di comuni che stanno al di sotto di una popolazione di 5.000 abitanti. Ai comuni hanno fatto tagli orizzontali, non lavorano manco più quelli che fanno i marciapiedi, punto. Allora bisogna ritornare forse a chiudere qualche ministero e a ridare a regioni come la nostra, su un progetto diciamo di grandi linee, le giuste risorse ai comuni. I comuni si aggregano perché anche le norme che hanno portato ad aggregare anche Corliano e Rossano possono essere, razionalizzare costi anche di burocrazia, andare velocemente riformando, e per aiutare l'economia deve avere un progetto di economia, cioè il ruolo della Calabria, noi uno slogan in campagna elettorale dicevamo ritornare a essere il giardino d'Italia e d'Europa, e ripeto, per dire alcune cose serve l'immunità parlamentare, ma se qualcuno in questa terra ha sotterrato qualcosa, ma è colpa tua, è colpa mia, è colpa del direttore Sabato, chi doveva controllare di uno Stato, perché non è che noi siamo intelligence e vediamo anche di notte, e che noi vogliamo ritornare a svolgere un ruolo naturale che la natura ti ha dato, e devi farlo con un'idea complessiva di un governo nazionale, di un paese che ha di questa regione, che è il sud d'Italia, l'Italia poi è il sud d'Europa e tutto il resto, che è dimenticata da Dio e dai santi e che ha queste caratteristiche. L'esempio di quel comune è che ormai, cioè la depurazione, direttore, si parla di depurazione. Quando tu hai comune hai trasferito milioni di soldi, facciamo l'esempio di Paola, che era... E con i tagli lineari noi dovremmo dire, ad esempio, a un governo che sui comuni riveraschi che devono difendere il mare con bene prezioso, dare risorse aggiuntive perché la depurazione, servono 10 depuratori, non può aspettare i fondi della Comunità Europea, li deve fare subito, allora dobbiamo dargli risorse aggiuntive. Allora, scusatemi un attimo, siamo proprio in chiusura, per sintesi, abbiamo vissuto da ultimi come regione, sempre, in tutto, per tutto. Non possiamo condannare i nostri figli alla storia deprecabile di questi anni. Questa regione ha bisogno davvero di uno scatto di reni, ma deve farlo la politica, che non può più perpetuare vecchi schemi, inseguire le vecchie logiche, riproporre le liturgie già conosciute, perché queste cose non passano più, non servono più, la gente non le segue più. La gente vuole fatti, adesso vuole concretezza. Tutto ciò che è appartenuto a una certa politica, quella legata all'annuncio, ai faremo, ai vedremo, ai progetti futuri, non attecchisce più. Il cittadino oggi, che vive una difficoltà nella quotidianità, vuole semplicemente risposte, ma risposte che deve verificare, vedere sul campo, deve toccare con mano. Noi siamo pieni di cattedrali nel deserto, siamo pieni di cose non finite, di progetti morti sul nascere, di idee mai sfociate in progetto. Basta. Cioè non è questa politica è morta il 4 marzo ufficialmente, anche se già prima dava segnali di non esistenza più. Allora, da questo momento in poi comincia una nuova stagione. Chi è in grado di interpretarla, chi ha i numeri per interpretarla, chi ha la forza per interpretarla, lo faccia, perché altrimenti verrà cancellato. Non c'è più nulla. Però io aggiungerei la sua osservazione, la sua considerazione giusta, anche che la Calabria o regione difficile e fragile come la nostra non c'è bisogno solo della politica. No, la politica c'è bisogno di una classe dirigente, di un sindacato moderno che non chiede alla politica, ma impone alla politica, no, che impone, che chiede rispetto dalla politica. C'è bisogno di un'imprenditoria sana che non si piega a secondo i momenti al governatore di turno, ma svolge il proprio ruolo in maniera fattiva e costruttiva e innovativa. C'è bisogno di una Chiesa altrettanto libera e moderna che svolge il proprio ruolo con la stessa consapevolezza, e c'è bisogno di una società civile altrettanto matura e seria
che non chiede alla politica, ma pretende dalla politica. Questo manca in Calabria. Quindi per farlo c'è bisogno è di un'università che sceglie e che promuove corsi, non in base al e diciamo, che magari non è legge retorica ogni volta da una ma in base alle scelte del territorio, alle politiche. Se noi riteniamo che l'ambiente e l'agricoltura sono i temi centrali, possiamo pensare di aumentare le facoltà di agraria in Calabria, di aumentare i corsi di laurea in queste materie, oppure pensiamo che la responsabilità è solo del politico di turno? No, non dico questo. Perché dico che, ma magari mettere in campo se ci fosse progetti... stata un'economia sana, una chiesa sana, un sindacato sano, non saremmo a queste condizioni, perché anche noi avremmo dovuto, diciamo, forse, non è il mio caso, ma io mi metto in generale, avere diciamo, reagito in maniera diversa. Però attenzione, io lo dico con estrema chiarezza e onestà. Però attenzione, la politica ha la sua responsabilità, certo. Perché tutto nasce dal modo col quale si insegue il consenso. Se la politica ha favorito un certo tipo di gestione, ha fatto crescere una regione che si è, si è uniformata. Se non c'è questo cambiamento, è chiaro, si è uniformata. Se la politica non detta le regole, le condizioni, qui non ci sono come dire, scorciatoie. Le condizioni determinano insieme, non è solo la politica. Se due imprenditori vengono dal politico di turno e dicono abbiamo due progetti, questo è quello, questo è l'altro, il politico sceglie chi è più vicino. Ma questo bisogna cambiare. Io non voglio il cliente, voglio l'imprenditoria valida, che mi sfida, non che viene da me perché dammi un valore. Io pretendo da cittadino che venga aiutato, sostenuto e incoraggiato il progetto più valido, non il progetto che ha lo stesso colore. Ma ognuno di noi ha contribuito a creare questa Calabria, ognuno di noi. Ma no, ognuno di noi, perché così è. Quando c'era il centrodestra al governo, vedevo determinati soggetti, determinati imprenditori, determinati mondi vitali, cosiddetti mondi vitali della società civile, che erano vicino a questo sistema. Adesso siamo noi, gli stessi soggetti, sono vicini a noi. Tra poco i sindaci a cui faceva riferimento, l'amministrazione locale sarà dall'altra parte, è così. No, ma lì con una differenza. Bisogna partire dal basso, lì con una differenza, lì c'è proprio, mentre in altre stagioni hanno più o meno vissuto, non vi sopportano più. Non so se ne avete idea. Non vi sopportano più. No, non vi sopportano più, perché c'è sempre... ci sto, ci lavoro tutti i giorni. Non è Mimmo Bevacqua, come stagione di questo pezzo di Calabria. Ed ovvio sarà sempre così e sarà sempre peggio. Allora la cosa è condividere, e ti ripeto, poi come lo fa? Perché uno fa le chiacchiere. Io ho detto ai miei pronti, freschi. Io sono freschissimo rispetto alla media, diciamo, perdonatemi, sono freschissimo. Perché mi voglio sentire più impegnato a ragionare con un corpo sociale economico, quello che hai definito tu, si chiama una sola parola, corpo sociale economico di una regione, e entusiasmarci su un progetto comune, dove proprio contribuire il centro-sinistra, in parte 5 Stelle, la moralizzazione, la morale, la politica non si fa con la morale, non si fa manco senza, e ognuno se la porta a casa nella misura che gli appartiene. Io penso però che definirci sempre in modo quasi autodeprimente sia sbagliato. Io credo che qui ancora oggi ci possa essere un Eldorado. Qui, come la Puglia ha scoperto perché la Puglia funziona, la gente va a dormire a 100 km, e ha messo in campo un progetto pure copiandolo, facendo cose straordinarie, ma ha messo in campo un progetto su quella vocazione lì, sul turismo. Anche noi abbiamo copiato, ma forse non abbiamo saputo copiare. Se vedi all'apertura di Crotone, abbiamo copiato. Era un altro sviluppo. Uno sviluppo completamente sbagliato. Vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie. Ed è sbagliato completamente. Certo, i prossimi mesi saranno decisivi. Saranno decisivi perché altrimenti tra 10 anni saremo 1.500.000 abitanti. E di che parliamo a fare? Pesiamo quanto pesa un settore di un quartiere di Roma. Pesiamo quello che pesiamo. Da questo punto di vista saremo sempre terra di conquista oppure additati come il male peggiore in questo paese. Io onestamente non ci sto. Non ci sto io, come ci sta la stragrande maggioranza dei cittadini calabresi, che è gente onesta, che lavora, che alza la mattina presto per portare da mangiare
ha la sua famiglia e che magari dalla sera alla mattina perde il posto di lavoro e deve inventarsi la vita. E non è giusto. Non è giusto assolutamente. Grazie per essere stati con me. Arrivederci. Buone cose. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!